Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Positivo al coronavirus, un docente dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. L'uomo adesso è in quarantena a Catania. I segretari regionali di CGIL e CISL-UIL chiedono un incontro urgente con la presidente Iole Santelli sul problema coronavirus e i rischi per i lavoratori. Sospesi i ricoveri nell'unità operativa complessa di pneumologia dell'ospedale di Castrovillari perché manca personale, la denuncia dell'AIPO, decisione irrazionale. Vivo in una città sotto assedio, ma supereremo questo brutto periodo, così al telefono un fuscaldese che vive a Codogno, messaggio alla Calabria, ce la faremo tutti insieme. I primi effetti del coronavirus sulla nostra debole economia si avvertono pesantemente nel settore del trasporto. I bus da e per il nord Italia sono vuoti, la Simet mette in ferie 20 autisti. Scoperta dalla Guardia di Finanza una truffa ai danni del Ministero dei Beni Culturali. Usavano bonus cultura per acquistare beni non previsti dalla normativa, sequestrati 1,4 milioni di euro. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque lo avete sentito anche dai titoli, un docente dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il risultato positivo al coronavirus, attualmente è in quarantena a Catania, un docente del Dipartimento di Agraria. Sentiamo. E adesso Reggio Calabria ha purtroppo un caso di coronavirus accertato. Un docente della facoltà di agraria è risultato positivo al test. Il docente, secondo quanto si apprende in questi minuti, la notizia è rimbalzata nelle redazioni poco dopo le 19:30, si trova ricoverato a Catania. Forse è lì che è stato sottoposto al test. Il particolare del ricovero nella città etnea potrà essere chiarito solo nelle prossime ore. Il professore fino al 19 febbraio aveva tenuto lezioni, tuttavia sembra che la sua presenza in facoltà sia stata non continua perché impegnato in varie attività, compreso un convegno al nord, e proprio lì sarebbe stato colpito dal Covid-19 alla pari di altri docenti che sono risultati positivi dopo aver accusato i sintomi. La situazione clinica del docente è ovviamente sotto osservazione, l'uomo sarebbe comunque in condizioni stabili. Intanto va riferito che il rettore della Università Mediterranea di Reggio Calabria già nei giorni scorsi aveva deciso lo stop alle lezioni e agli esami, e gli esami di laurea erano stati effettuati a porte chiuse. Il provvedimento dello stop alle lezioni sarà efficace fino all'8 marzo, cioè fino a domenica prossima, mentre fino al 19 gli esami di laurea si terranno a porte chiuse. Ove fossero necessari altri provvedimenti, chiaramente non ci saranno tentennamenti e si procederà a seconda della evoluzione della situazione. Certamente l'allarme c'è, ma niente terrore. Ancora si consiglia di mantenere i nervi saldi. I segretari regionali di CGIL, CISL e UIL chiedono un incontro urgente con la presidente Iole Santelli sul problema coronavirus e i rischi per i lavoratori. Chiede un incontro urgente la triade sull'emergenza coronavirus e sul rischio che rappresenta per i lavoratori del settore pubblico e privato, diffidando i destinatari a convocare al più presto un tavolo. CGIL, CISL e UIL Calabria, attraverso un comunicato stampa, chiedono nuovamente, stavolta con diffida, un incontro urgente al commissario Cotticelli, alla presidente Iole Santelli e per conoscenza al presidente del Consiglio Conte e al ministro della Salute Speranza. Secondo Sposato, Russo e Biondo, bisogna individuare immediatamente le misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a partire dalle strutture sanitarie e regionali, e poi annunciano che in caso di reiterato mancato riscontro chiederanno l'incontro in via sussidiaria al governo centrale e adiranno le sedi competenti per denunciare la condotta antisindacale. CGIL, CISL e UIL fanno sapere che la problematica dell'emergenza coronavirus e più in generale la sanità calabrese va affrontata nel quadro più ampio delle difficoltà dell'economia regionale. Crediamo pertanto che l'incontro possa costituire anche l'occasione per avviare con la presidente della giunta regionale Santelli un confronto più ampio con tema il lavoro precario e gli investimenti e la realizzazione di infrastrutture attese da tempo. Fin qui la lettera del sindacato, ma il commissario Cotticelli fa sapere di aver incontrato nei giorni scorsi la Santelli. Ho avuto un incontro franco, leale, sincero, affettuoso
Devo dire che è una gran persona, la dottoressa Santelli, e con la quale abbiamo tracciato un programma basato sulla piena, totale e leale collaborazione, in modo da evitare che tra istituto commissariale e regione ci siano delle frizioni o ci siano delle incomprensioni. Quindi saluto con grande entusiasmo le parole della dottoressa Santelli, che sono in linea con il Ministero, cioè non avremo più nessuna forma di contrapposizione ma di collaborazione tra centro e periferia, tra struttura commissariale e giunta regionale. Il coronavirus dunque preoccupa, ma sono stati sospesi i ricoveri nell'unità operativa complessa di pneumologia dell'ospedale di Castrovillari perché manca personale. La denuncia dell'AIPO che dice si tratta di una decisione irrazionale. Manca personale, così nell'ospedale di Castrovillari sono sospesi i ricoveri in pneumologia. In reparto c'è un solo medico che deve assistere i pazienti ancora ricoverati. A denunciare la situazione il presidente regionale dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri Paolo Gambardella, che chiede subito una selezione di specialisti. Il presidente dell'AIPO esprime indignazione e preoccupazione per la sospensione delle attività di ricovero e si rivolge al commissario Cotticelli, al dirigente del Dipartimento Tutela della Salute Belcastro e al commissario ad interim dell'ASP di Cosenza Zuccatelli. Una decisione che per l'Associazione Pneumologi Ospedalieri appare inconcepibile e irrazionale. La pneumologia di Castrovillari è da tantissimi anni punto di riferimento per i pazienti affetti da patologie dell'apparato respiratorio. Per giunta la sospensione del servizio avviene per assurdo, dice Gambardella, in un momento nel quale il Ministero della Salute ha decretato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e in tutto il territorio nazionale ci si sta attivando per aumentare il personale sanitario allo scopo di fronteggiare l'emergenza. In tal senso, sottolinea ancora l'esperto, le unità operative di pneumologia sono coinvolte in primo piano nella gestione delle manifestazioni respiratorie di tale malattia, che possono giungere fino alla grave insufficienza respiratoria, con necessità di ossigenoterapia ad alti flussi e di ventilazione polmonare non invasiva e invasiva. L'Associazione Nazionale Pneumologi Ospedalieri esorta quindi ad attivare con la massima urgenza tutte le procedure previste in caso di emergenza per la selezione di specialisti pneumologi e la rapida riapertura del reparto. Le parole di un fuscaldese che vive a Codogno, dice: vivo in una città sotto assedio, ma supereremo questo brutto periodo. Alzi la mano chi prima che scoppiasse l'emergenza Covid-19 conosceva Codogno. Il comune dell'Odigiano è da qualche settimana al centro delle attenzioni di tutto il paese, così come altre località che sono state inserite nelle cosiddette zone rosse. Tra i 16.000 abitanti non mancano i calabresi. Marco Esposito, cosentino di Fuscaldo, vive da 2 anni a Codogno, dove allena squadra di volley. Come tutti, oggi si trova a vivere in una situazione surreale. Siamo stati scaraventati dalla nostra quotidianità ad una situazione nuova che sembra quasi di stare in un film. La gente ha ritrovato la voglia di stare in comunità, la voglia di una vita semplice, perché fantasma lo è stato nei primi giorni, perché come dicevo prima, ripeto, siamo stati scaraventati in una realtà nuova. Quindi un po' la paura e il timore ci ha fatto stare rintanati nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Adesso sta riprendendo vita nelle piazze, nelle strade, la gente comunque passeggia, gira, anche se i locali di aggregazione sono chiusi. E quali precauzioni utilizza nel muoversi nel paese? Allora, all'aperto si può girare anche senza mascherina. È normale che la mascherina ce l'hai in tasca e se dovessi incontrare qualcuno per avere un dialogo, una conversazione, per precauzione la usi. Lei per precauzione ha chiesto di sottoporsi all'esame del tampone? Sì, allora per precauzione, considerata la mia attività pallavolistica, ho chiesto di fare il tampone, però non mi è stato fatto, mi è stato rifiutato perché non rientravo nei casi delle persone che erano vicine ai contagiati e ai positivi già trovati, quindi non mi è stato fatto. Immagino che il suo cruccio maggiore adesso è quello di non poter scendere
per rivedere e riabbracciare i suoi figli? Beh, sì, devo dire, non li vedo da un mese ed è la mancanza più grande, come se mezzo cuore fosse lì. Sarei dovuto venire giù il 14 di marzo sperando che le cose si risolvino per quella data, però salvo complicazioni. Toccato un tasto dolente. Ha un messaggio da dare a chi come lei si trova in questo momento, in queste condizioni e magari non rispetta o fatica a rispettare gli obblighi imposti? Allora, abbiate coraggio, la paura è dettata dalla non conoscenza del problema, quindi guardate avanti con fiducia perché tutto lascia presagire ad una rinascita, ad una nuova vita e basta, credo che affrontarlo con coraggio sia la cosa migliore in questo momento. Gli effetti del coronavirus, pochi viaggiatori dal nord, corse cancellate e timori per i posti di lavoro. Sono giorni difficili per gli autisti di bus, le cui tratte sono a lunga percorrenza. Al momento le aziende in difficoltà hanno deciso di optare per le ferie, ma il futuro diventa sempre più incerto. Pullman vuoti, corsie deserte, effetto coronavirus palpabile all'autostazione di Cosenza dove i viaggiatori sembrano essersi dissolti. Eppure qui le scuole, gli uffici, i negozi sono aperti. In pochi però scelgono di spostarsi con i mezzi pubblici. E peggio sulle linee a lunga percorrenza, quelle da nord a sud, dove ad esempio la Simet è stata costretta a tagliare le corse. Linee che noi camminavamo mediamente con 50-60 persone, siamo arrivati in questi giorni a viaggiare con 15-20 persone. Andare su e giù per l'Italia con un mezzo del genere ha dei costi, quindi c'è tanta preoccupazione. Tra i 60 dipendenti c'è preoccupazione, oggi 20 di loro sono in ferie, se continua così, ci dicono, il futuro sarà incerto. L'azienda anzi ci sta rassicurando e sta facendo dei turni di servizio a modo che un po' tutti lavoriamo con tranquillità. Del resto, ripeto, se continua questo allarmismo, chiamiamolo allarmismo, le cose saranno un po' serie. Sono gli stessi che nelle scorse settimane hanno garantito il servizio, ci raccontano delle fughe, veri e propri esodi verso il sud, nessun controllo e qualche situazione difficile da gestire. Diciamo che i primi giorni di questo allarme sì, c'è stato un po' di tensione anche nelle partenze al nord, lì nelle zone rosse. Raccontano di pullman sanificati e dotati di erogatore per gli igienizzanti, di mascherine e guanti per gli autisti, precauzioni che non hanno cancellato la paura. La preoccupazione c'è perché abbiamo famiglie. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Crotone una frode relativa ai bonus cultura. Frode Bonus Cultura, una società di capitali calabresi, truffava lo Stato attraverso un sistema di false attestazioni trasmesse al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. In sostanza usavano i soldi destinati ai neo-18enni per acquisti non previsti dalla normativa. L'operazione della Guardia di Finanza, che ha sequestrato beni per 1.400.000 euro nei confronti di 6 persone, sigilli a quote societarie, denaro contante, un immobile, conti correnti bancari e 5 autovetture. L'indagine, coordinata dal Palazzo di Giustizia di Crotone, ha ricostruito tutti i passaggi dei 4.227 ragazzi diventati maggiorenni nel 2016, 2017 e 2018. Le irregolarità evidenziate dalla Polizia Tributaria sono dell'86%, verbalizzati 3.516 illeciti. Ora i ragazzi coinvolti in questa vicenda
vicenda dovranno pagare una multa pari al valore dei beni non ammessi al beneficio, che nella stragrande maggioranza dei casi è relativo all'intero ammontare del bonus, e cioè a 500 euro. Nei confronti dell'azienda controllata è stata invece inoltrata una segnalazione al Ministero per il recupero dell'intera somma, un'operazione, precisa la Guardia di Finanza, che ha lo scopo di impedire il ripetersi dello spreco di risorse pubbliche. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. È accusato di aver maltrattato e vessato l'ex convivente, arrivando anche a picchiarla con pugni e ad abusare di lei. Ad un uomo di 34 anni di nazionalità romena è stata notificata dai carabinieri la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La donna si è presentata in caserma con il volto tumefatto e il labbro sanguinante. I militari hanno avviato le indagini che hanno portato all'emissione del provvedimento da parte del GIP su richiesta della procura. La donna, a causa delle minacce subite, è stata anche costretta a trovare rifugio in una struttura di accoglienza. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. 3 diversi incendi con altrettante vetture coinvolte in una sola notte nel Vibonese. Un primo caso è accaduto verso mezzanotte, quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Francica per una vettura andata a fuoco davanti alla caserma dei carabinieri. Si tratta di una Fiat Punto di proprietà di una persona residente nei pressi della stazione. In questo caso gli investigatori ritengono che possa trattarsi di un incendio di origine dolosa. Il secondo a 40 minuti di distanza. I pompieri sono diretti nella frazione Pernocarni di Rombiolo, dove le fiamme avevano avvolto un'altra Fiat Punto vecchio modello. L'ipotesi però è che le cause siano di natura accidentale. Infine, l'ultimo intervento ha impegnato i vigili del fuoco sulla rampa di accesso della A2 del Mediterraneo in direzione sud nel territorio di Sant'Onofrio. Il fuoco, sprigionatosi autonomamente, ha avvolto un Audi A4. L'ex prefetto di Catanzaro Luisa Latella torna in Calabria in qualità di commissario dell'ASP di Catanzaro, ente, lo ricordiamo, sciolto per infiltrazioni mafiose. Per 3 anni ha guidato la prefettura di Catanzaro fino al 2018, quando venne nominata dal governo commissario straordinario per le Universiadi 2019 di Napoli. Adesso Luisa Latella ritorna nella città capoluogo di regione in qualità di nuovo commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Latella, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, si è insediata all'ASP di Catanzaro, dove affiancherà gli altri 2 componenti della commissione straordinaria, i prefetti Salvatore Gullì e Franca Tancredi. Subentra all'ex prefetto di Terni, Gianfelice Bellesini, che si è dimesso nei giorni scorsi. Luisa Latella, in qualità di nuovo commissario, ha già firmato il suo primo provvedimento, ossia la nomina di Ilario Lazzaro quale direttore sanitario dell'ASP di Catanzaro. L'azienda sanitaria era stata sciolta per infiltrazioni mafiose dopo l'inchiesta Quinta Bolgia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che aveva fatto emergere gli intrecci tra sanità pubblica e clan, con particolare riferimento all'ospedale di Lamezia. Siccità, questione irrigazione, la Coldiretti chiede soluzioni definitive per il crotonese. Da tempo la Coldiretti denuncia la grave situazione che si registra nel crotonese dovuta alla mancanza d'acqua per l'irrigazione. Adesso si chiedono soluzioni definitive, sostenibili e durature. Franco Ceto, presidente della Coldiretti Calabresi, sottolinea che lo stato attuale di agitazione permarrà sin quando non sarà istituito un tavolo tecnico tra Regione, Consorzio, A2A e Coldiretti che possa trattare la questione. Tra Regione, A2A e Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese continua il tira e molla, afferma Ceto, per la problematica degli ulteriori rilasci per l'irrigazione di soccorso chiesti a fronte della siccità che sta interessando il territorio della fascia ionica crotonese e parte del catanzarese. Nel pomeriggio di ieri, dopo una prima nota indirizzata dalla Regione anche al prefetto, la Regione ha concesso altri giorni di rilasci, ma ancora è in alto mare la volontà di trovare una soluzione permanente, sostenibile e duratura. È evidente, aggiunge Ceto, che occorre un'azione congiunta
scelta forte e autorevole per dare risposta alle legittime preoccupazioni degli agricoltori, così come, senza voler fare allarmismo, avviare le necessarie concertazioni per programmare la gestione di situazioni di crisi idrica nel periodo estivo con un sistema informativo che il Consorzio di Bonifica già porta avanti con dati che devono restituire un bilancio idrico puntuale, ossia una rappresentazione istantanea della relazione tra disponibilità e domanda, tra deflussi e capacità dei sistemi idrografici. Trento è la città più sostenibile d'Italia, Cosenza la migliore tra le calabresi, Crotone invece è fanalino di coda, emerge dal quinto rapporto di Smart City Index. Le città più sostenibili sono al nord e Trento è in vetta alla classifica per trasporti, energia e ambiente, mentre Crotone è fanalino di coda. Lo rileva lo Smart City Index 2020 che analizza le 109 città capoluogo italiane, classificando il loro sviluppo in termini di reti e infrastrutture e misurando la loro capacità di innovare e offrire servizi di qualità ai propri cittadini. Dal report emerge che le città italiane sono sempre più sostenibili. Pensate, a livello nazionale negli ultimi 4 anni le auto elettriche e ibride sono incrementate del 259%, ma aumenta il divario tra le città del nord con quelle del sud. Cosenza è la migliore tra le calabresi, ma bisogna scorrere la lista fino al centro della classifica e così troviamo Cosenza al 56° posto, seguita da Catanzaro al 65°. La città metropolitana di Reggio Calabria occupa il 68° posto, mentre Vibo Valentia è al 100° e infine Crotone, come dicevamo, fanalino di coda al 109° posto. Le città metropolitane del nord invece sono sempre ai vertici e Milano è la prima città italiana per mobilità condivisa. Nello specifico, nel 2019 ci sono state oltre 3.000 auto in sharing e 4.800 biciclette. Fra gli indicatori analizzati dal quinto rapporto Smart City Index 2020 ci sono la mobilità elettrica, ciclabile e pedonale, ma anche il piano urbano di mobilità sostenibile. Adesso nel prossimo servizio che arriva da Castrovillari le immagini di un capriolo che dopo essere stato salvato è stato rimesso in libertà. Un esemplare di capriolo è stato rimesso in libertà nel Parco Nazionale del Pollino. Il giovane animale, un maschio di circa 10 mesi, era stato trovato nei giorni scorsi lungo la strada che collega i comuni di Morano Calabro e San Basile da alcuni passanti, i quali si sono accorti dell'animale a bordo strada, probabilmente investito da un veicolo in transito. I soccorsi sono scattati subito con l'arrivo sul posto dei militari della stazione Carabinieri Parco di Morano Calabro e dei medici veterinari dell'ASP. L'animale è stato prelevato e portato presso il CRAS di Policoro, dove il medico veterinario dell'ente parco Erika Ottone ha prestato le cure del caso. L'animale ha così potuto riprendere la sua posizione eretta. Dopo una breve degenza, il capriolo è stato reimmesso nel suo habitat naturale all'interno del Parco Nazionale del Pollino, nel comune di Morano Calabro. E adesso le previsioni del tempo. Domani la nostra regione sarà interessata da una perturbazione atlantica che provocherà piogge e il ritorno della neve sui monti. Si verificherà quindi un deciso calo delle temperature che rispetto a lunedì potrebbero in alcuni casi ridursi anche di 10 gradi. Domani condizioni di cielo nuvoloso ovunque con precipitazioni sparse che dal pomeriggio saranno più frequenti e abbondanti su Reggino, Vibonese e Catanzarese Ionico. Nevicate sui monti, in particolare sull'Aspromonte e sulle serre vibonesi, oltre i 1300 metri. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani mar Tirreno molto mosso, il mar Ionio vedrà aumentare il suo moto ondoso passando da mosso a molto mosso. Tutto ciò a causa dei venti che nella giornata tenderanno a disporsi da nord moderati sul Tirreno, da nord-est moderati a tratti forti sul basso Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.